Anna aveva sposato Ferdinando, contratto del duplice matrimonio dall'inizio del 1500. Gli Asburgo, sapete, si ampliano attraverso i matrimoni, no? Attraverso i matrimoni, il contratto che era stato fatto ancora, non era ancora nato Luigi II, già c'era il contratto del duplice matrimonio. Anzi, poi la figlia del Vladislao, Anna, quella che poi sposò Ferdinando, avrebbe dovuto sposare il vecchio Massimiliano, ancora Dio Massimiliano. Ecco, nel 1536 De Bac sconfitta l'esercito ungherese e tutti i quadri dirigenziali, la dirigenza ungherese viene decimata, di prelati, di ungheresi vengono morti, cadono sul campo di Mokras e inizia il periodo quindi della dominazione straniera, la fine della grande potenza ungherese. L'Ungheria, che era stato uno dei più grandi regni nel Medioevo, veniva dopo la Francia e l'Inghilterra per ricchezza, quindi come ricchezza ma anche come estensione territoriale. L'Ungheria come ricchezza veniva dopo la Francia, il Regno di Francia e il Regno d'Inghilterra, ai tempi del re Bela III, se non sbaglio. Quindi allora l'Ungheria, la grande Ungheria, gli stati, dopo, sempre della famiglia degli Arpadi, era uno degli stati più ricchi e quindi uno dei regni più potenti d'Europa. Tu ti rifai a questo per spiegare? Nel 1526 inizia l'altra storia, che inizia da una parte l'occupazione ottomana, che durerà 150 anni, e contemporaneamente la dominazione asburgica, che arriverà fino al 1867, se non al 1918. Quindi l'Ungheria in questo periodo è il periodo sotto appunto la dominazione, non ha più l'indipendenza attraverso l'indipendenza. Voglio dire che continuerà dopo l'Asburgo. La sovietizzazione si ha una ripresa l'occupazione nazista di perpetua indipendenza anche nel periodo tra le due guerre. L'Ungheria, per motivi di revisione dei conflitti, è strettamente legata prima all'Italia e poi alla Germania di Hitler. Non ha quindi quella indipendenza in politica estera, quindi quell'autonomia che poteva avere, era per forza di cosa, quindi legata alla Germania, è condizionata alla Germania, deve firmare le leggi, sottoscrivere a volte le leggi razziali, non aveva altra via d'uscita se voleva recuperare, che poi ha recuperato. Cioè mettersi con le potenze revisioniste, mettersi con le potenze revisioniste. La Germania e l'Italia poi, esattamente, la Germania le revisioniste, voi sapete, c'è tutto un discorso. Stessi interessi quindi che aveva l'Italia, interessi revisionistici che aveva l'Italia quanto riguarda appunto l'armata eccetera eccetera. Quindi il revisionismo potesse essere, però perché aveva ottenuto tutto quello che poteva. L'Italia che dopo la prima guerra mondiale appunto poi si inventa questo mito del vittorio mutilata e l'Italia diventa una potenza revisionista dell'ordine di Versailles e prende quindi sotto la sua egida e diventa alleata proprio dell'Ungheria e dell'Austria. Voglio dire, protegge quindi l'Ungheria e contemporaneamente però la stessa Romania ha diciamo tutte e due, quindi ha cercato insomma di essere la Romania aveva una protezione ben maggiore che quella della Francia, non aveva diciamo bisogno della protezione italiana. E quindi così l'Ungheria cerca di inserirsi nel bacino carpato-danubiano nell'Ungheria e però viene scattata. Andiamo al 56. Arriviamo quindi alla Patrizia Scarpa che scalpita per sentire sul 56. E c'è ancora ce la facciamo. Arriviamo anche al 2000. Vabbè, un po'. Arriviamo quindi al periodo 1945, la sovietizzazione, la nuova Repubblica. Sul periodo del 45, allora precedente. Allora devo stare attento di non sbagliare. Ti avviso per quello. Ecco, vabbè. Insomma, per farla, abbiamo il periodo del 53, gli anni della coalizione, 1945, le prime elezioni politiche e nonostante tutto vince il partito dei piccoli proprietari con il 57% dei consensi, quindi nonostante siano stati brogli, nonostante tutto, voglio dire, il partito dei piccoli proprietari ha la maggioranza assoluta, ma non può certamente governare da solo. I comunisti poi al secondo posto si piazzano i socialdemocratici, poi il Partito Comunista, dopo i socialdemocratici, appunto la tradizione socialdemocratica è quella fortissima, i comunisti si attestano sul 17%. E poi il Partito Nazionale Contadino, no? Il partito che poi sarà al tempo delle rivoluzioni, il Partito Popolare, quello di Istvan Bibo. E sono questi quattro partiti che poi formano un governo di coalizione
Il Partito Comunista si accontenta non è poco del Ministero degli Interni, lascia quindi tutto il resto al Presidente, il Primo Ministro, la Presidenza insomma, dei Consigli dei Ministri, al Partito dei piccoli proprietari, ma in mano al Ministero dell'Interno, su ordine questo di Mosca. Tutto ovviamente è... Sì, beh, questo avviene in tutti i paesi del blocco. Come tutti i paesi del blocco. Dell'area che poi diventa sovietica. Il partito difesa e interni sono quelli che... Difesa i servizi segreti. interni, il Ministero degli Esteri non conta niente, No, infatti non ha mai, il Ministro degli Esteri non c'è mai nessun... In modo importante il Ministro degli Interni. Cosa succede? Qui si formano gli anni della coalizione, dal 45 al 48, 49, il partito il Partito Comunista non va giù tanto non era prevista la grande vittoria del Partito dei piccoli proprietari e quindi viene eliminato, quindi con la tattica del salame, cosiddetta del salame, viene affettato, come ha fatto affetti, l'ha detto Rákosi, no? Di termine, la definizione, viene praticamente viene tagliato a pezzi, piano piano vengono fatti uscire gli esponenti più a destra, quindi meno così legati, meno disponibili a trattare e quindi a governare con il Partito Comunista. Alla fine, 2 anni dopo, il Partito Comunista ci riesce molto bene, viene addirittura arrestato il Primo Ministro, il segretario del Partito dei piccoli proprietari, lo stesso Primo Ministro, uno viene addirittura arrestato in Svizzera, era andato per motivi per curarsi, eccetera, invece l'altro... E quindi viene decimato piano piano, quindi vengono fatti uscire, nascono altri dalle ceneri di questo grande partito dei piccoli proprietari, nascono altri partitini. Alle elezioni politiche di 2 anni dopo, del 47, l'obiettivo è raggiunto, i comunisti hanno la maggioranza relativa, sempre 22%, il partito dei piccoli proprietari, quello che è rimasto, è il 15%, ed è quello che è rimasto strettamente legato, d'accordo, collaborazionista, collabora con tanto è vero che poi c'è la fusione tra i socialdemocratici e i comunisti, nasce il Partito dei Lavoratori e Partito dei Lavoratori, quello che è rimasto, il Partito dei piccoli proprietari e il Partito Nazionale Contadino, poi vanno a costituire il Fronte Patriottico Popolare, e quindi che poi ci saranno poi le elezioni con il partito unico, il fronte che avrà sempre il 99% e più dei suffragi. E quindi finisce il pluripartitismo nell'Ungheria, nel 1947 nasce quella Repubblica, la seconda Repubblica Popolare Ungherese, e abbiamo il periodo della dittatura rakosiana. Che comporta da un lato anche una forte repressione, quindi dell'opposizione, arresti dal 49 al 53, non mi ricordo 800.000 processati, eccetera. Ma ci sono le cifre, ci sono anche le cifre, se voglio sbagliare, perché le persone vengono sottoposte a procedimenti giudiziari, processi sommari, 387.000 subiscono varie condanne, tra cui appunto lo stesso Kadar finisce nelle prigioni rakosiane, gli strappano le unghie, no? Poi altre cose non posso dire qui cosa facevano ai prigionieri politici. L'altro Reich, l'altro caso, no? Che viene appunto ucciso, e questo per quanto riguarda la repressione politica, eccetera. Per quanto riguarda l'economia, lo sviluppo economico, va detto che l'Ungheria, come tutti i paesi del blocco, punta moltissimo sulla industrializzazione del paese, ma sull'industria pesante, sviluppo dell'industria metallurgica.